Wake me up before you go. Ooh, I need a little more, just a little more of your love. Che cosa significa per te stare insieme? Passare del tempo con qualcuno a cui voglio bene. Stare insieme vuol dire condividere, nel più profondo significato del termine, nel senso dividere con esperienze, emozioni, sentimenti e anche momenti di vita quotidiana e di problematiche, stare veramente insieme. Stare in compagnia e vedere gli amici per giocare. Sì, stare in compagnia di amici, di parenti che magari vedi anche poche volte e quindi ti diverti magari con loro, passi del tempo insieme e giochi. Per me stare insieme è condividere tutte le piccole gioie, aver costruito una famiglia, magari aver bisogno anche dell'altra persona, se tu hai bisogno ti appoggi sull'altra persona, poi ci sono i figli, c'è da crescere, ci sono tante cose, poi i nipotini, quando ci sono stati i nipoti, stare insieme è proprio condividere ogni piccola gioia e anche qualche piccolo dolore, poi se anche c'è qualche screzio non importa, per stare insieme. Che cosa ti rende felice? Cantare e specialmente con la mia vita bianca. Same bed but it feels just a little bit bigger now. Our songs on the radio but it sound the same. Mi sento a posto, nel senso nel posto giusto, nel momento giusto. Non so, dimentico quello che sto facendo, i problemi e lo canto. Invece a me andare ai parchi e andare a scuola e giocare. Tante cose. La prima di tutte il mio bimbo, la seconda la danza. E poi leggere, poi ascoltare musica. Di fatto giocare col mio bambino è favoloso e giocare con le mie allieve danzando è fantastico. Che cosa provi mentre danzi? Tante emozioni, dipende dal momento. Le emozioni più forti sono di sicuro durante le lezioni di danza. Sono diverse rispetto a quelle che si provano, che provo su un palco. Sono più intense quelle a lezione perché colgo gli sguardi delle allieve, vivo la musica con loro e il corpo e le sensazioni in generale assieme a loro. Cosa serve nella vita per essere felici? Difficile questa, Secondo me per essere felici Si fanno cose che si piacciono. non serve tanto, basta avere delle persone che ti stiano insieme anche nei brutti momenti e che ti tirino un po' su. La felicità non è che si compra al mercato o che si trova in un cassetto del Comò, via dicendo. Io dico, non c'è neanche la vera felicità se noi non abbiamo dentro il cuore un po' di gioia. Qual è stato il momento più bello della tua vita? Banale forse, ma non lo è, ovviamente avere il mio bimbo e ritornare bambina assieme a lui e condividere tanti giochi. Non lo so, è stato bello quando è nato mio fratello, quando andiamo in vacanza e ci divertiamo tanto,
quando si passa una giornata insieme. Sì, anche io. Mi diverto quando andiamo in vacanza. Il momento più bello, il momento più bello della mia vita è stato quando ho avuto i figli. Quelli sono stati i 2 momenti proprio più belli. Quando sono stato felice, quando ti ho sposato. Oh. Si sta felice che mi hai sposato? Dopo, sempre Maria. Wake me up Che schifo. before you go. Ooh, I need a little more, just a little more of your love. Wake me up before you go. Ooh, I need a little more, just a little